Stato tra i primi il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ad accorrere sul luogo della tragedia martedì sera, accompagnato dal sindaco Luigi Brugnaro e dal comandante della polizia locale Marco Agostini. Davanti ai 21 corpi senza vita, avvolti da un telo bianco, Monsignor Moraglia si è raccolto silenziosamente in un'intensa preghiera. Stamattina, dopo una notte presumibilmente insonne, Monsignor Moraglia è ancora sgomento e parla quasi con un filo di voce. Una scena straziante, 21 corpi in terra coperti da un telone, tra cui 2 corpi privi di vita di bambini. Le luci dei lampeggianti, le voci dei soccorritori, tutto questo poneva una grande domanda, la precarietà del vivere umano. Poi un suo appello in un momento così difficile al senso di comunità tra le persone. E solamente unendoci, stando più insieme, più dalla stessa parte, più condividendo con gli altri la nostra umanità, riusciamo ad affrontare questi imprevisti, queste situazioni così inspiegabili